Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Eccoci in diretta. All I Want for Christmas is You. Tutto quello che voglio per Natale sei tu. Hit natalizia di Mariah Carey che domina anche quest'anno. È la canzone più amata a miliardi di ascolti. E sì, perché anche nella musica, cari amiche e amici di Radio Libertà, ben ritrovati, è questione di conti. E mi piacerebbe molto sapere quali sono i vostri desideri che contano e quali quelli in campo economico. Ditelo qui a Pop Economia Rumore proprio oggi, martedì 23 dicembre, antivigilia di Natale. Le ultime battute della manovra, sapete, avrete sentito, ascoltato, tra ansia e difficoltà della chiusura in Senato, il clima è bollente, è stato bollente, il ministro Giorgetti ha tirato le somme, no austerity ma prudenza, ha detto. L'Italia ora si può presentare, dice lui, a testa alta in Europa e nel mondo. E poi, mentre proviamo a dimenticare tra un brindisi e l'altro, ci sono le nostre di ansie. C'è il pranzo di Natale, ci sono i regali sotto l'albero, ci sono le vacanze di Natale, le faremo, non le faremo, non si sa, vedremo tra poco, con i conti che non tornano, perché le famiglie italiane, secondo le ultime stime, hanno speso fino a 800 euro in più e il cenone delle feste esplode di rincari. E si sa, cari amiche e signore che ci state ascoltando, la regia delle feste, il cenone, il gran menù del 25 e la spesa è da sempre il nostro, è da sempre prerogativa delle signore per far quadrare stile e conti. E allora oggi sono molto contenta di avere come ospite in diretta Federica Rossi Gasparrini, presidente di Feder Casalinghe. So che è in linea. Dottoressa Gasparrini, c'è? Ci sono, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E ascoltatrici che numerose, ci seguono e sanno anche molto bene i conti e sanno di economia, perché questa trasmissione, sono molto felice di dirlo, è seguita da molte signore. E allora, come si stanno organizzando, dottoressa Gasparrini, presidente di Feder Casalinghe, un'organizzazione molto importante che conta grandi numeri, le nostre signore, come si organizzano con i rincari per la spesa natalizia complessiva, che secondo un aggiornamento di Codacons di poco fa, raggiunge i 3,1 miliardi di euro tra rincari di olio, caffè e carne. Come si organizzano queste signore? Quali sono i vostri dati? I dati sono che certamente si tende a mantenere quelle che sono le tradizioni troppo amate e troppo importanti anche per la crescita delle giovani generazioni. Quindi tutto in cucina, prima si comprano i prodotti adeguati, poi in cucina a preparare quelli che sono i piatti tradizionali di cui ti racconti durante l'anno. E altri invece programmano dopo il Natale chiaramente qualche gita, però diciamoci subito, come dicono le donne a me, teniamo stretto il portafoglio perché è diventato piccolo e dobbiamo fare tutto bene
per i sorrisi delle famiglie, ma con grandi difficoltà perché ci sembra di essere impoveriti. Questo è il giudizio. Il popolo italiano, la maggioranza delle famiglie si sentono impoverite dal 2001 in poi, impoveriti. Ecco, chi soffre di più di questo impoverimento, di questo portafogli così piccolo, che non è più a questo punto una questione di stile, mi pare di capire, per le signore, gli uomini o le donne? Domanda difficile. Io penso le donne ne hanno consapevolezza maggiore, ma sono più razionali e tendono a superare, a mitigare, a procedere. Gli uomini l'avevano con sofferenza maggiore perché si sentono non adeguati al ruolo che hanno, cioè di dare alle proprie famiglie un livello di vita positivo, completo. Quello che ti giunge dalle famiglie è che fino a qualche anno fa ai piccolini, ai figli, potevi dare anche qualcosa di più della quotidianità, una piccola cosa che portava il sorriso. Adesso non si può più. Questo si riflette di più sul papà, nelle famiglie giovani, è il papà che soffre di non vedersi in grado di dare ciò che i figli, sa che i bambini non sanno e chiedono sempre perché è la loro natura. Ecco, qua il fatto di dover dire del no fa soffrire gli uomini, le donne riescono a mitigare di più. E allora c'è un report di Feder Casalinghe, leggevo, oltre 3 milioni di donne che non lavorano si occupano però di bimbi e di anziani. Ecco, questo Sì. report ce lo può commentare perché è proprio vostro, è proprio della Feder Casalinghe? Il problema è evidente che ammettiamo una famiglia normale dove c'è un piccolino che nasce, ma questo piccolino ha bisogno della sua mamma, ha bisogno dell'affetto, dell'assistenza costante, le mamme lo sanno, di ogni ora del giorno e della notte, e lei c'è. Poi qual è il problema in Italia? Parliamo di Italia, che su questo è un po' arretrata. La donna che decide di fare la mamma a tempo pieno perché ha questa esigenza, perché le condizioni attorno la portano a questa scelta. Quando il figlio cresce, la donna, casomai ha un titolo di studio, ha delle competenze, vorrebbe tornare nel mondo del lavoro, quello pagato, perché ricordo che il lavoro familiare è lavoro, lo sancisce la legge, solo che è Chiaro. lavoro non retribuito. Ebbene, succede che in casa può esserci un papà, una suocera, una mamma che si ammalano, che invecchiano. Diventa naturale per il circuito familiare dire: ma tanto tu sai fare quello, assisti tu il mamma e papà. E quindi noi vediamo che le donne italiane, quando scelgono, ma che scelgono per una fase della vita, invece si trovano in una trappola tutta la vita, prima i figli e dopo le persone anziane e le persone ammalate, e non riescono ad uscire, ad esprimere o avere un reddito economico, perché è importante. Questo è un buco nero di questo nostro paese, che è assolutamente improponibile da portare avanti. E aggiungo un buco nero che dura da molti anni, no, dottoressa Gasparini? E allora lei sa molto bene che pochi giorni fa c'è stato un riconoscimento molto importante che ha portato sugli scudi la nostra Italia, il nostro Made in Italy, che è quello della cucina, riconoscimento UNESCO. Siamo i più bravi, siamo i primi, ma forse questo noi lo sapevamo già, togliamoci il forse. E Feder
casalinghe, leggo qui, punta anche su nuovi progetti per l'occupazione femminile, quella che tanto ci è cara. Vuole elencarcene qualcuno? Quello che diciamo ne abbiamo parecchi. Quello che sembra in fase più avanzata è quello col Ministero dell'Agricoltura. Stiamo predisponendo un piano per l'occupazione a diverse fasce, però voi l'occupazione dipendente, voi la piccola impresa di 400.000 donne. Perché agricoltura non è io semino e pianto, non è solo quello, è anche alimentazione, è raccolta del prodotto, cura del prodotto, alimentazione. Ecco lì noi pensiamo, adesso dopo poi il riconoscimento UNESCO della cucina italiana, che le donne possano trovare uno spazio imprenditoriale, ma devono essere aiutate. Voglio dirle, abbiamo ottenuto una legge da Conte, 3 milioni ogni anno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché le donne imparino l'attività che vogliono e svilupparle. Sa quanti bandi sono stati fatti in tanti anni? Uno. Sentiamo, uno solo. Uno. E i 3 milioni anno sono lì. Stiamo cercando di recuperarli. Un altro progetto sicuramente è quello, stiamo costruendo i dipartimenti per il tempo libero e la qualità della vita e la lotta alla solitudine. Abbiamo delle sedi favolose che organizzano iniziative, fra cui anche la ginnastica dolce, il ballo, la musica. Ecco, vorremmo che diventasse un ripetitivo questo che alcune sedi fanno. Quello che fanno in molte con successo sono i mercatini, dove le donne e qualche volta anche gli uomini portano ed espongono ciò che sanno fare di artigianato. Quindi i progetti ci sono, ma quello più grosso, quello più importante è quello della sicurezza della cucina. L'Italia è un paese su questo che deve essere rimproverato, perché in cucina abbiamo il gas. Il gas, quando la tecnologia, la ricerca ha portato all'innovazione delle piastre a induzione. Noi partiamo fra un mese per invitare le donne a mettersi in sicurezza. Bene, è un progetto molto innovativo, la risentirò allora prestissimo, così ci darà maggiori dettagli. Sì, E per ora io la saluto. Le Prego, bombole prego. avanti le piastre. Basta pagare 2 bollette, gas e luce, con tutti gli oneri accessori, una bolletta sola. Diventiamo imprenditrici di noi stesse. Prendiamoci il tetto, facciamolo diventare un punto di produzione di soldi. Benissimo, è molto chiaro, nel segno dell'innovazione mi pare capire e del lavoro, il lavoro quello retribuito, il lavoro che spetta a tutte le donne, nessuna esclusa. Io la devo salutare perché il tempo qui corre, sono le 16:15, abbiamo una puntata fittissima, la ringrazio moltissimo per ora e la rinviterò se vorrà presto. Grazie. E io ringrazio lei e faccio gli auguri a tutte e a tutti. Grazie e auguri di buon Natale. Arrivederci. E allora, tra uno stacco musicale vediamo un po' cosa ci metterà su la nostra regista, intanto noi aspettiamo l'uomo dei conti e chi è il professor Marcello Gualtieri e vi diremo tutto sulle sorprese e la spesa di Natale con il Codacons, il presidente di Ascenso. A tra poco. Don't care about the present, only need the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, allora nessun dorma perché è arrivato l'uomo dei conti, il nostro punto di riferimento, il professor Marcello Gualtieri. Prof, c'è? Sì, sono qui. Buonasera Alessandra e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Buon pomeriggio a lei e il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, l'avvocato Di Ascenzo che mancava da un po'. Presidente, in linea? Sono in linea, buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori e a tutti quanti. Ebbene, come vecchi tempi, un triangolo tra noi, oserei dire. Allora, professor Gualtieri, lei avrà sentito il suo ministro preferito, e lo sappiamo chi è, perché le Awards per l'economia lo ha comunicato già da tempo qui a noi. Mi riferisco al ministro Giorgetti, che ha detto no austerity, ma semplicemente prudenza. E poi, l'ho detto prima, tra un brindisi e l'altro, che facciamo noi, poveri, che dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, lo vediamo con il presidente Di Ascenzo tra poco, e poi noi possiamo andare, ha detto Giorgetti, a testa alta in Europa e in Italia. Com'è? È così? Sì, direi di sì, assolutamente. Credo che Giorgetti meriti l'Awards per il 2025 come personaggio economico positivo dell'anno, proprio perché è riuscito a coniugare rigore dei conti in maniera non manichea, cioè non ad ogni costo, ma con intelligenza, tant'è che l'apprezzamento delle agenzie di rating, che viene misurato in termini molto precisi, l'apprezzamento in termini di spread che è bassissimo, siamo sotto i 65 punti base, quindi un grandissimo miglioramento, perché ricordo che quando i giornali titolavano fate presto, lo spread era 500 punti base, oggi è 65. Sono tutti riconoscimenti oggettivi che vanno all'intelligenza con cui Giorgetti ha condotto, ha tenuto a freno la spesa pubblica, e questo ci ha fatto conquistare prestigio, ci ha fatto riconquistare prestigio sui mercati finanziari. Non siamo più i malati d'Europa, i malati d'Europa sono altri. E anche lo stesso commissario Dombrovskis, anzi vicepresidente Dombrovskis, che era quello che per tanti anni era stato additato da tutti come il cattivo, quello che ci fustigava perché non tenevamo in ordine i conti, ha espresso apprezzamento, e questo ci deve da un lato far essere contenti e dall'altro far prendere atto che non è che le critiche venivano all'Italia per partito preso, ma perché semplicemente il nostro comportamento non era lucido e razionale. Quindi ottimo ministro Giorgetti, ha resistito a tutti gli assalti, speriamo che continui. Ecco, il regalo di Natale nel senso del riconoscimento lei quindi lo dà, lo conferisce al ministro Giorgetti. Presidente Di Ascenzo, a noi poveri mortali, diciamo così, il regalo di Natale chi ce lo dà? Perché leggo qui, lo dicevo prima con la presidente di Feder Casalinghe e lo avrà ascoltato se era in linea, ho citato anche il Codacons, la spesa, leggo qui i vostri dati, raggiunge i 3,1 miliardi di euro tra i rincari di caffè, olio e carne. Come facciamo? Il viaggetto quest'anno riusciamo a farlo? Bella domanda Alessandra, infatti elaborando i dati Istat purtroppo abbiamo registrato questi aumenti in alcuni casi anche a doppia cifra, perché lo stavi ricordando, il cacao e il caffè sono aumentati di circa rispettivamente il 20% e il 18%. La carne non a questo livello, però insomma gli aumenti vanno dal 5 all'8%, lo stesso il pesce. Quindi diciamo che il menù tradizionale delle feste natalizie, poi girando per l'Italia, insomma, bene o male, la vigilia va di magro, quindi si consuma il pesce, e il pranzo del Natale invece, insomma, a seconda dei territori, però la carne. Diciamo che quest'anno molti rinunceranno a qualcosa, insomma, visti i prezzi aumentati le materie prime, inevitabilmente noi lo ritroviamo sul carrello. Il nostro carrellino della spesa che diventa sempre più leggero. Lei il premio a chi lo darebbe quest'anno? Non voglio farla esporre, perché lei è un presidente di un'importantissima associazione. Un premio e, diciamo così, una fustigata per chi, presidente? Ci pensi bene, Se vuole pensarci bene, prenda pure tempo, perché mi rendo conto che la domanda è ingombrante.
Beh, la domanda non è difficile. Allora, innanzitutto mi dai l'occasione per ricordare che Codacons ogni anno celebra il riconoscimento per chi quotidianamente si adopera per la tutela dei diritti dei consumatori, e ti ringrazio ancora perché tu hai moderato il nostro evento a novembre. Insomma, quindi mentre ci È penso, stato io un intanto ti piacere, chiedo, non è che... Presidente, sull'educazione finanziaria. Abbiamo fatto poi dei focus, abbiamo invitato Esatto. qui il presidente dell'associazione, dell'AIAS, Nunzio Di Lella, e vari, diciamo, abbiamo parlato di vari temi su questo. Ringrazio lei per l'attenzione che anche il Codacons dedica all'educazione finanziaria, con la quale mi permetto di inserirmi il professor Gualtieri, sempre abbiamo parlato qui in questa trasmissione. Prego. No, no, assolutamente, anzi, ecco, un premio sicuramente al professor Gualtieri, che perché ci aiuta a capire ciò che accade nei mercati internazionali, non solo, anche con le manovre. Le notizie che ci stava ricordando poco fa sicuramente ci danno un po' di tregua e ci fanno guardare l'anno prossimo con un po' di ottimismo, perché se dovessimo analizzare, come stiamo facendo con te, solamente i dati Istat sui consumi, perché ricordiamo che purtroppo la spesa alimentare aumenta a livello di costo e invece diminuisce a livello di volumi. Insomma, questo è un dato negativo, e speriamo che invece il fatto che l'economia stia migliorando possa aiutare tutti quanti, soprattutto le imprese agricole, ad affrontare, insomma, anche le crisi climatiche che hanno messo un po' in estrema difficoltà l'economia italiana. Però insomma, noi italiani quando siamo in difficoltà di solito riusciamo a dare il meglio, insomma, quindi speriamo di risalire la china. Quindi un premio, le dice, per tutti noi italiani, insomma, ci premiamo tutti. Beh sì, perché insomma stiamo resistendo, passatemi questa espressione, insomma, perché il Ecco, momento chi deve, è prego, difficile. chi deve fare di più, per usare uno slogan che è molto caro al Codacons? Chi? Presidente, la politica, l'industria, l'impresa, chi? Allora, sicuramente mi ci metto io, noi di Codacons dobbiamo fare di più, insomma, perché su molti temi, come dicevi, siamo attivi dall'educazione finanziaria, così come il contrasto alle truffe. Però il fatto, se andiamo a analizzare, ad esempio, rimanendo il tema di educazione finanziaria, il livello di preparazione di noi italiani, così come sulla digitalizzazione, purtroppo siamo il fanalino di coda dei paesi europei, insomma, quindi questo ci deve spronare, e questo lo facciamo volentieri anche con il vostro aiuto, a fare di più per risalire piano piano questa classifica, perché veramente non ce la meritiamo. E poi sicuramente chiediamo anche al governo di fare di più, insomma, perché i dati sull'economia sicuramente ci rinfrancano, però come sappiamo non è semplice, ma le famiglie sono in difficoltà, e quindi se si riesce a fare qualcosina in più sicuramente le famiglie ci ringraziano. Professor Gualtieri, debito ne abbiamo? È pronto per leggere il supercontatore? Sì, sono pronto. Come ricorderete, Non avevo forse la dubbi. settimana scorsa il debito pubblico era 3.100 miliardi, e questa settimana abbiamo sfondato anche questa soglia psicologica dei 3.100 miliardi, siamo a 3.101 miliardi e rotti. Questo vuol dire che in una settimana il debito pubblico è cresciuto di oltre 1 miliardo, cioè più di 140 milioni al giorno, e poi con tutti i conti annessi che si possono fare per rendere più significativa questa cifra. Nessun regalo per il debito pubblico, altro debito su debito. È così, professore. Oggi il ministro Giorgetti ha detto proprio questa cosa. Con questo debito non potevamo certo fare di più, dobbiamo fare i conti con il debito. E sì, lasciamo qualcosa alle generazioni future, non so, ma sicuramente ci presenteremo meglio. Lei è d'accordo, l'ha detto prima, però voglio chiederle una cosa, professore. Non abbiamo molto tempo, lei è uomo di conti, non fa sconti, ormai la conosciamo. Come è andata davvero l'economia italiana nel 2025? Crescita del PIL, produzione industriale, siamo passati per i vicoli, per i cunicoli dell'inflazione 1000 volte, l'abbiamo detto sempre qui, poi l'occupazione, i conti pubblici, l'abbiamo detto. Ecco, i numeri, pochi numeri, ci li riassuma, cosa dicono? I numeri dicono prodotto interno lordo sostanzialmente stagnante, quindi crescita dello 0, come purtroppo la media degli ultimi 20 anni, occupazione che cresce in numero di occupati ma non in
ore di lavoro o in prodotto interno lordo, salari che non crescono, produttività del lavoro che è drammaticamente scesa del 2,5%, e questo spiega esattamente perché il paese non cresce, perché i salari non crescono, perché si fa sempre più difficoltà a fare la spesa, perché ovviamente tutto il resto aumenta, ma non aumentando la produttività, non aumentando il prodotto interno lordo, non possono aumentare i salari. Quindi sempre difficoltà, per cui economia del paese non bene. Ma questo, voglio dire, nella mia visione non è né colpa del governo, così come non sarebbe merito del governo se l'economia andasse meglio. Il problema dell'economia italiana è un problema che dura da oltre 20 anni, è un problema strutturale, ne abbiamo parlato tante volte. La struttura produttiva del paese non si è aggiornata, è rimasta ancorata al modello della micro e mini impresa degli anni dell'immediato dopoguerra, modello che non è assolutamente adatto a questa nuova rivoluzione tecnologica, perché le imprese sono troppo piccole per poter competere sui mercati internazionali e quindi rimangono schiacciate. Questo è il E di cosa hanno bisogno le imprese? Chiudiamolo in un cameo, professore, lo abbiamo detto la scorsa volta e lei sa che noi teniamo moltissimo alle imprese. Beh, il punto di partenza bisogna prendere atto che poiché la crisi dura da 20 anni, ha le sue radici nei 20 anni precedenti, quindi è un problema che dura in Italia almeno da 40 anni, non esiste una soluzione rapida. Al mio modo di vedere la soluzione può partire soltanto da maggiori investimenti in istruzione e maggiori investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. Purtroppo però di questi investimenti, di cui per il momento non si ha traccia, si vedranno i risultati positivi tra una generazione, quindi almeno tra 15 anni, quando arriveranno sul mercato del lavoro lavoratori tecnologicamente più formati, in grado di gestire processi più complessi, più efficienti, e allora inizieremo a risalire. Fino a quel momento possiamo soltanto arrabattarci con lo 0, quindi partire soprattutto dall'istruzione e dall'educazione finanziaria. Chiaro, professore. Presidente Di Ascenso, un consiglio alle nostre consumatrici, le signore stanno tutte preparando, sono sicurissima, la cena, il cenone di Natale e il pranzo, e a tutti i consumatori, magari per qualche regalo e per non farsi truffare, qualche regalo alle proprie signore, alle proprie amiche, amici, e per non farsi soprattutto truffare di questi tempi. Sì, l'invito che faccio è quello di consumare italiano e quindi aiutiamo il nostro paese, abbiamo delle eccellenze su tutti i territori, quindi per il cenone cerchiamo prodotti dei nostri territori, preferibilmente insomma a filiera corta. Questo ci aiuta anche a sfruttare, ad aiutare le imprese, soprattutto, scusate se torno ancora sul mondo agricolo, perché sappiamo quanto sta in difficoltà. C'è stata anche una grande manifestazione a Bruxelles il 18. Ecco, lei ha un importante incarico a Bruxelles, proprio rapidissimo perché sono 16:31. Com'è da lì il polso e poi chiudiamo? Vediamo che il momento di difficoltà dell'Italia non riguarda solamente il nostro paese, riguarda insomma tutto il mercato europeo, perché le sfide, come diceva il professor Gualtieri, sono tante, il mercato è globalizzato e dobbiamo essere preparati e pronti a raccoglierle e a non cedere di un punto. Ok, ci darà maggiori dettagli la prossima puntata, siamo oltre, sono le 16:31, ringrazio il Presidente Di Ascenso, l'Avvocato Di Ascenso, il Presidente del Codacons, grazie Presidente, molti auguri. Grazie, auguri anche a voi. E grazie naturalmente al professor Gualtieri, Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino. Grazie professore, auguri di Natale. Grazie mille e auguri a tutti quanti. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Avete ascoltato Pop Economia. Va ora in onda Rumore. Sembravo di sentire un rumore. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, sulle note della meravigliosa, splendida, unica, inimitabile Mina entriamo in Rumore e l'ospite di oggi è Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica, che è in linea, mi dicono. È in linea, Romano? Sì, buonasera Sandra, buonasera agli ascoltatori. Buonasera, è molto piacere di averla qui in collegamento. E allora lei da anni è un punto di riferimento per la memoria storica dell'ebraismo italiano e dirige il Museo della Brigata Ebraica di Milano, che è uno spazio culturale che lei stesso ha contribuito a fondare. Ecco, quella Brigata Ebraica che forse non è presente alla memoria dei più, e per questo le chiederei di ricordare di che cosa si tratta. Sì, certo. La Brigata Ebraica è un gruppo di circa 5.000 persone che abitavano nella nascente Israele e che si offrirono volontari per combattere contro il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi furono 5.000 azionisti che abitavano appunto nella terra di Israele e che decisero di rischiare la propria vita andando a combattere in un altro continente per la libertà e la democrazia di cui oggi godiamo tutti. È una cosa, diciamo, un episodio piccolo, apparentemente piccolo, ma molto significativo, perché in realtà poi furono 40.000 i volontari che combatterono nell'esercito britannico che venivano dalla terra di Israele. In realtà solo 5.000 ebbero l'onore da Churchill di poter combattere con le insegne della Brigata Ebraica, gli altri andarono a combattere semplicemente nell'esercito britannico come normali cittadini. Ecco, bellissimo, importantissimo ricordare per noi tutti quello che lei ora ci ha detto, ci ha riepilogato. Questo museo non è solo un luogo di esposizione, un mero luogo espositivo di mostre, di rassegne, ma è uno spazio molto vivo. Che cosa si fa? Cosa organizza lei? Cosa coordina in questo museo? Ah sì, noi premetto che parlare di Brigata Ebraica non è facile, perché noi ogni volta che partecipiamo al 25 aprile per ricordare che c'era anche la Brigata Ebraica a combattere, veniamo contestati da quelli di estrema sinistra, dai Pro-Pal e così via. Quindi questi stessi che si definiscono antifascisti rifiutano una parte della resistenza. Ecco. E io non ne capisco la motivazione, perché come lei ha ricordato è stato un contributo fondamentale che si è unito a contributo totale contro il nazifascismo, quindi non ne capisco la ragione di questa contestazione. Già il nome Brigata Ebraica lo trovo davvero che sia molto affascinante. Ecco, lei perché questa contestazione continua e così resiliente? Ma ci sono due motivi fondamentalmente. Il primo è che si rigetta, che c'è nell'estrema sinistra c'è un odio contro tutto quello che riguarda gli ebrei e Israele, e quindi non si accetta una realtà che è sul campo, cioè ci sono le prove, e purtroppo anche a Milano ci sono le tombe
dei combattenti ebrei nell'esercito britannico, ma questo viene rifiutato perché per qualcuno gli ebrei sono solo cattivi, sono fascisti, sono nazisti, sono tutte queste cose qua. Dall'altro c'è anche un tema dedicato per i pro-palestinesi, che è quello che durante la seconda guerra mondiale il loro leader Husseini, che era amico di Hitler, andava a trovarlo, ci sono le foto, parlava nella radio del Terzo Reich e incitava le folle ad uccidere gli ebrei e così via. Quindi ci sono questa parte di storia che è particolarmente imbarazzante per quelli che si rifanno a un'origine di estrema sinistra, comunista e così via. Quindi questa cosa qui mi dà molto fastidio, quindi cercano di negarla, di cancellarla, di contestarla, ma noi siamo qui proprio per questo, per ribadire che la storia non si cancella, la storia si riconosce la parte bella e la parte brutta, si riconoscono tutte. Chi vuole cancellare le pagine di storia rivela una tendenza molto poco democratica, ma anzi molto, molto più simile a quella stalinista, e cioè di voler riscrivere la storia come vogliono loro, ma non glielo permetteremo. Ecco, andiamo alle news dal fronte, perché il fronte purtroppo è sanguinante, molto caldo ancora, Israele-Hamas, per poi arrivare alle ricadute di questo clima che non è solo percepito, perché ormai questo clima ce l'abbiamo anche noi tutti addosso, che poi va proprio a colpire, diciamo così, le nostre città. Allora, vediamo un pochino. Il ministro della difesa, leggevo mentre aspettavo che lei intervenisse, il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà mai dalla striscia di Gaza, mentre c'è un allarme. Israele teme un attacco da parte dell'Iran e Netanyahu avvisa Trump dicendo ci sono delle esercitazioni, occhio, proprio missilistiche in corso. Ecco, qual è la sua valutazione su questo punto? Cioè, propriamente geopolitico che viene da fuori, tra virgolette, poi ritorniamo sul clima, sulla percezione, sui fatti della nostra Italia. Ma allora, innanzitutto ricordiamoci una cosa, che la guerra tra democrazie e dittature non è finita nel 1945, questa si vive ancora oggi ed è quella che c'è in corso tra Hamas, la teocrazia iraniana degli Ayatollah e così via, che lottano contro Israele, ma poi si sa benissimo che poi dopo Israele è il mondo occidentale quello che loro odiano. Gli attentati ai mercatini di Natale e così via dimostrano che il problema per l'estremismo islamico non è solo l'ebraismo, ma sono i cristiani e tutti gli infedeli in generale. Quindi all'interno di questa guerra che è secolare, che per loro non finirà mai, Israele deve rispondere colpo su colpo, deve rispondere quindi a un Iran che, nonostante sia un paese che ha petrolio, che ha molte risorse, è un paese povero perché gli Ayatollah si rubano tutto, la popolazione soffre e questi preferiscono investire in armi da mandare in Medio Oriente contro Israele piuttosto che aiutare la propria popolazione. Quindi questi sono esattamente con la stessa visione totalitaria e fanatica dei nazisti degli anni 30 e 40. Hanno trovato in Hamas un partner e non a caso l'Iran finanzia anche Hamas, ed è per questo che Israele deve prendere tutte le misure per evitare che ci siano altri pogrom come quelli del 7 ottobre e nella fattispecie, se ci pensiamo, sono decenni che ci dicono che il problema del mondo è il Medio Oriente, che il problema del mondo è la questione israelo-palestinese. Non è vero, l'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto in Iraq, lo vediamo in Libano, lo vediamo in Sudan, nello Yemen. È un disastro tutta l'area. In realtà Israele è l'unico paese democratico, è l'unico faro dove musulmani, cristiani, ebrei possono vivere tranquillamente senza problemi. Nella fattispecie, per quanto riguarda Gaza, sì. In questo momento a Gaza, sul territorio, Gaza è diviso in due. C'è la parte diciamo, occidentale, quindi verso il Mar Mediterraneo, dove la presenza di Hamas è ancora importante. L'altra metà, quella orientale, quindi quella dell'entroterra, è in mano agli israeliani. Nella parte in mano agli israeliani, dove Hamas è debole, sta già cominciando una ricostruzione.
Nella parte, diciamo, orientale è tutto molto più difficile, perché Hamas controlla i palestinesi, gli fa pagare il pizzo, perché poi chi non paga il pizzo viene picchiato, viene gabbizzato e così via. Quindi il problema adesso, vero, è affrontare questa metà di Gaza orientale. Fino a qualche settimana fa sembrava che il Pakistan e l'Indonesia dovessero dare dei soldati e poliziotti per andare a eradicare Hamas. Più passa il tempo, più questi impegni non si realizzano, e quindi adesso gli americani stanno cercando altre soluzioni, altri soldati o altri poliziotti da mandare, perché purtroppo se non si eradica Hamas è anche vero che nessuno andrà a investire. Il segretario di Stato, ovvero il ministro degli esteri americano Rubio, ha detto è impossibile convincere i paesi arabi a finanziare la ricostruzione di Gaza finché c'è Hamas, perché sanno benissimo che tempo 2, 3, 4, 5 anni questi ricominceranno a mandare missili su Israele, ricomincerà la guerra, i palazzi verranno distrutti una seconda volta, una terza, una quarta volta. Quindi la questione vera è questa, cioè sradicare Hamas. Sradicare Hamas, grazie di questo tratteggio, grazie di avercelo ricordato e spiegato molto chiaramente. Oggi è una puntata fittissima, lo dicevo, in più che mai fitta, sono le 16:53, abbiamo pochi minuti, 2 o 3 minuti al massimo, la prego di essere sintetico. Voglio chiederle questo: dopo il 7 ottobre, lei ci ha tratteggiato il quadro geopolitico molto, molto grave ancora, dopo il 7 ottobre si è manifestato un fenomeno fortissimo, bruttissimo, inatteso, quel ritorno del forte, debordante anti-ebraismo, quindi molto preoccupante. Ricordiamo quell'episodio del 27 luglio scorso, ne abbiamo parlato anche qui, quel padre ebreo francese e il suo figlio di 6 anni che sono stati aggrediti nell'area di servizio Villoresi Ovest sulla Milano Laghi. La colpa era quella semplicemente di indossare la kippah. E poi ci sono tanti episodi a Roma, molte volte in questa trasmissione è stata ospite Noemi Di Segni, presidente delle comunità ebraiche, che ha detto abbiamo paura, ricordiamo l'episodio dell'egiziano aggredito nella centralissima via nazionale, un minorenne ebreo che portava la kippah e camminava insieme a sua madre, insomma tanti episodi. Che cosa succede nella società italiana e quanto dobbiamo temere e aver paura? Dunque, quello che succede in Italia succede anche nel resto dell'Occidente. Faccio solo un esempio: in Francia, dove monitorano tutti i dati relativi agli atti d'odio, il 62%, quindi praticamente 2 su 3 degli atti d'odio verso gay, musulmani, tutto così, il 62% degli atti di odio avviene contro gli ebrei. Ok? Consideriamo che gli ebrei sono più o meno l'1%, anzi no, diciamo il 6-7% della popolazione francese. Il 62% degli atti di odio avvengono contro gli ebrei. Ora, io sono sempre favorevole a difendere le radici occidentali e quindi a guardare i dati. I dati veri però ci dicono che la stragrande maggioranza delle aggressioni avvengono da parte di persone, di estremisti islamici. Quindi io non vorrei neanche che poi la colpa venisse data all'Occidente e ai ragazzi, agli uomini, diciamo, italiani, francesi e le persone italiane, francesi, eccetera, eccetera. C'è un problema di Islam radicale anche nelle società occidentali, è un problema che riguarda gli ebrei, certo, ma ricordiamoci che, come dicono i jihadisti, prima quelli del sabato e poi quelli della domenica, cioè prima gli ebrei e poi i cristiani. Loro hanno un ordine una procedura per far fuori quelli gli infedeli, che è questo, e quindi ogni volta che attaccano un ebreo bisogna sempre pensare che gli ebrei sono sempre i primi, ma non sono mai gli ultimi a essere attaccati. L'abbiamo già visto col Bataclan, l'abbiamo già visto con l'11 settembre, abbiamo visto con gli innumerevoli attentati che abbiamo avuto anche qui in Europa. Purtroppo qualcuno pensa ancora, si illude ancora che la questione sia tra ebrei e musulmani. Non è così, è tra musulmani estremisti. Qual è invece la questione? Qual è? Questa questione è che purtroppo all'interno dell'Islam c'è un estremismo fanatico che viene purtroppo tollerato. Io vedo spesso che anche dalla televisione alle riviste così vengono legittimati imam fanatici
che invece di essere cacciati via dal nostro paese vengono coccolati, vengono rispettati come se fossero dei vescovi o così. Qui c'è da chiarire una cosa importante. Un vescovo, un prete ha un certo percorso, un imam, magari autoimprovvisato, autosedicente imam che ha studiato in Qatar e che odia l'Occidente, è un'altra cosa. Finché non capiamo questo, finché non riusciamo a intervenire su questo, siamo destinati ad avere sempre più problemi. È stato chiarissimo, io la ringrazio moltissimo Davide Romano e l'aspetto qui quando vorrà prossimamente per commentare e cercare di capire sempre meglio tutti gli ultimi dati, tutte le ultime manifestazioni purtroppo di intolleranza, di violenza e farci luce un po' di più. Grazie e buon Natale. Grazie a lei, che gli ascoltatori, e buon Natale. Diciamolo a buon voce Natale. Alta. Buon Natale, detto anche da un ebreo, Buon Natale. Buon Natale, bellissimo tutto questo. Buon Natale. Buon Natale, grazie a presto. A presto. A presto. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time. Nuova a te la linea, Alessandra. Grazie di nuovo e sempre sulle note del Jingle Bell di Nina entriamo nell'ultima parte di Rumore. Natale è tempo di doni. In cima ai desideri e alle priorità degli italiani, secondo Ipsos al 74%, ci sono salute, benessere e la nostra sanità. Onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, è in linea? Sì, assolutamente sì. Buonasera. Un caro saluto. Grazie, buon Natale, ce lo riaugureremo a fine buon puntata. Buon Natale, certo, assolutamente. A tutti gli italiani. Allora, a tutte le italiane e gli italiani, perché mai così tante risorse, onorevole Ciocchetti, e questa è una buona notizia, e noi piace molto dar buone notizie, mai così tante risorse per la sanità, lo ha detto il ministro Giorgetti stamane, e che ha difeso numeri e scelte nella legge di bilancio. Sul Fondo Sanitario Nazionale ci spieghi meglio lei. Il governo ha stanziato 7 miliardi di euro in più nei prossimi 3 anni. E allora le chiedo. Esattamente 7 miliardi e 400 milioni in più. Esattamente, il dato perfetto, qui siamo in una per il 2026 7 miliardi e 4. Nei 3 anni successivi ci sono, perché in pratica noi ci riportiamo 5 miliardi che erano già programmati nella legge di bilancio approvata lo scorso anno per il 2026. In più sono stati messi 2 miliardi e 400 milioni per il 2026, quindi il totale fa 7 miliardi e 400 milioni per il 2026. In più sono stati programmati altri soldi sia per i finanziamenti per il 2027 e il 2028. Perfetto, grazie per il conto preciso. Cosa cambia a questo punto, le chiedo, tra prevenzione e screening, che mi pare di capire sia proprio stato l'asse portante degli emendamenti, incluso quel monitoraggio, io dico a livello di prevenzione, mi piace molto ricordarlo questo dato, nelle aree più inquinate, ce ne sono molte. Ecco, allora cosa cambia tra prevenzione e personale anche, parliamo del personale. Intanto la manovra prevede uno stanziamento più alto sulla prevenzione, che fino a qualche tempo fa era il 5% del Fondo Sanitario Nazionale, che adesso arriva nel 2026 a 143 miliardi e 900 milioni, che è una cifra record. Voglio ricordare che nel 2022, usciti dal Covid, lo stanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, era 125 miliardi.
Cioè, quindi noi nel 2026, 4 anni dopo, arriviamo a 143 miliardi e 900 milioni. Questo per rispondere a chi dice che il governo Meloni ha tagliato i fondi alla sanità. È esattamente il contrario, e le cifre lo dimostrano in maniera molto evidente e in maniera molto concreta. All'interno di questo stanziamento complessivo aumenta il fondo per la prevenzione. 530 milioni di euro in più sulla prevenzione, che significa aumentare l'età, diminuire l'età e aumentarla per gli screening alla mammella e per lo screening del colon retto, e quindi finalmente abbassare l'età per iniziare a fare lo screening e aumentarla anche l'età stessa per poter fare lo screening. Poi si introduce e si potenzia lo screening per il polmone, e quindi il problema legato soprattutto per i grandi fumatori, e quindi la possibilità di portare su tutto il territorio nazionale lo screening per il tumore al polmone, che è una delle cause ancora di morte e di decessi e di peso sul Servizio Sanitario Nazionale in cure e assistenza molto pesante. E poi ricordo che noi abbiamo approvato iniziativa parlamentare gli screening per l'obesità, per il diabete, per la celiachia, che sono diciamo in attesa di avere il decreto attuativo in modo da poter partire anche questi nel 2026 in modo operativo su tutto il territorio nazionale. Quindi c'è un investimento importante, alcuni emendamenti sono stati approvati al Senato nella manovra di bilancio che noi esamineremo alla Camera il 28, 29 e 30 di dicembre, che aumentano anche appunto le opportunità sia di prevenzione ma anche di andare ad individuare, di ricerca nelle zone dove ci sono diciamo rischi ambientali che portano all'aumento di patologie soprattutto oncologiche e di tumori del sangue che debbono finalmente essere messi sotto monitoraggio e anche quindi attivare un meccanismo di prevenzione e di cura. E allora la sento molto contento e pieno di notizie. Sul personale cosa può dirci? Sul personale anche degli infermieri? Noi chiaramente c'è un lavoro per aumentare gli stipendi del personale, perché noi dobbiamo rendere nuovamente attrattivo il lavorare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi 20 anni purtroppo questa attrattività è calata, sia perché gli stipendi in Italia sono troppo bassi per i medici e per gli infermieri, e sia perché appunto non si è fatto un investimento che sia in grado di poter mantenere i tanti medici che si laureano e si specializzano in Italia a lavorare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. A noi non mancano i medici, mancano gli infermieri, ma i medici sono parecchi, siamo sopra la media OCSE, abbiamo più di 50.000 medici in formazione in questo momento che stanno facendo i corsi di specializzazione, abbiamo una crisi su alcune specializzazioni, tant'è che siamo intervenuti con la possibilità di pagare una borsa di studio più alta nelle specializzazioni con minori iscrizioni alle scuole di specializzazione, perché alcune sono fondamentali, penso alla chirurgia generale, penso alla chirurgia d'urgenza, penso ai medici di urgenza che debbono lavorare all'interno dei pronti soccorsi nelle aree di emergenza, penso agli anatomopatologi, che sono quelli che esaminano i vetrini per poter definire, fanno le biopsie e compagnia varia per poter definire che tipo di cancro, di malattia oncologica noi abbiamo. Purtroppo in queste scuole di specializzazione negli ultimi anni abbiamo avuto una riduzione troppo forte delle iscrizioni, e quindi l'intervento è pagare di più la borsa di studio durante i 6 anni di specializzazione. L'altro intervento è rinnovare i contratti. Ne abbiamo già rinnovati 2 che erano fermi al 2017, quando noi ci siamo insediati come governo Meloni col ministro Schillaci, si sono già rinnovati 2 sia per i medici che per gli infermieri, ed è partita la contrattazione per il nuovo contratto sia per i medici
che per gli infermieri che per il comparto sanitario, perché dobbiamo piano piano adeguare i nostri stipendi alla media europea. In più si è intervenuti sull'attività di esclusiva e di straordinari che fanno gli infermieri e i medici, applicando la cosiddetta flat tax. Quindi chi fa tutte le remunerazioni legate alla specificità del ruolo e agli straordinari non saranno tassate al 43% ma al 15%, quindi consentendo di avere maggiori risorse a chi lavora all'interno della struttura del Servizio Sanitario Nazionale. In più si prevedono assunzioni. Veloce, perché il tempo oggi è poco, ma le notizie sono davvero molto importanti. Nuove assunzioni, sentiamo. Nuove assunzioni, perché partono nel 2026 le case di comunità e gli ospedali di comunità. Chi le aveva programmate nel tempo, quando è stato fatto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aveva programmato gli edifici, cioè le scatole edilizie, ma non aveva programmato chi dovesse andare a lavorare all'interno di queste strutture, e quindi c'è un finanziamento iniziale importante per 6.000 infermieri e 1.500 medici che andranno sul territorio, cioè a potenziare la sanità sul territorio, più la possibilità per le regioni di ampliare la possibilità di assumere, perché abbiamo ampliato il tetto che limita le assunzioni per i medici, per gli infermieri, per il personale sanitario in particolare. Insomma, un investimento particolare, importante, un investimento significativo. copioso. E allora, onorevole Cecchetti, devo interrompere perché abbiamo 2 minuti, ma so che ce la faremo, Sì. C'è un nodo critico, 2 battute. Sì. Un nodo critico rimane su questo, cioè i farmaci innovativi che rimangono fuori, mi pare di capire. I farmaci innovativi, lo ricordo a beneficio di chi ci ascolta, sono quelli che hanno i massimi valori terapeutici. Come si fa qui? Sì. Ma non è vero che rimangono. Allora, noi abbiamo un fondo che è tutto italiano, il fondo dei farmaci innovativi. Lo scorso anno abbiamo aggiunto nel fondo dei farmaci innovativi la possibilità di poter inserire anche gli antibiotici riserve. Normalmente nei farmaci innovativi ci sono i farmaci oncologici, quelli che vengono dalla ricerca, che quindi sono innovativi, non hanno alternative farmacologiche in altri farmaci, e quindi vengono inseriti in questo fondo particolare che ha una risorsa economica molto importante, ma che non viene esaurita. E quindi diciamo una cifra, quello che è stato fatto, è stato detto, quello che non è stato esaurito lo scorso anno è stato utilizzato provvisoriamente, perché poi sarà reintegrato durante il tempo, se ci sarà necessità di dover inserire nuovi farmaci innovativi all'interno di questo fondo, perché aumenta di 100 milioni l'anno, e quindi siamo a 1.300 miliardi di euro. Ne sono stati spesi, Ne sono stati spesi 900 milioni, e quindi diciamo 140 sono stati tolti per essere utilizzati per altri interventi, ma che saranno, se necessari, saranno rimpinguati durante il corso dell'anno. E allora la ringrazio per averci fatto capire innanzitutto l'andamento dei conti, perché anche questo è importante ed è da comprendere. E certo. La sanità, l'ho detto non appena lei è arrivato nel collegamento, si è inserito, è la priorità per gli italiani. Molti italiani sono, lo diciamo spesso qui, costretti a rinunciare molte volte alla prevenzione, alle cure per mancanza di disponibilità. Lo ha ricordato lei, perché in Italia c'è l'annoso problema dei salari troppo bassi. Ecco, le chiedo, siamo proprio in chiusura, mezzo, sì. neanche mezzo minuto, proprio siamo fuori tutti diciamo, i termini. Le chiedo un auspicio, un desiderio per il nuovo anno, velocissimo. Ma l'auspicio è che il sistema che noi abbiamo messo in campo per l'abbattimento delle liste d'attesa inizi a funzionare in tutte le regioni d'Italia, perché può davvero dare la svolta alla possibilità per i cittadini di potersi curare senza dover aspettare tempi immemori. Ecco, è l'auspicio di tutti, un desiderio, un suo personale nella politica italiana? Beh, io penso che il desiderio di tutti sia la pace, e quindi la possibilità che finalmente le guerre che sono nel mondo, in particolare quelle vicine a noi, possano terminare al più presto.
E allora le auguro buon Natale, la richiamerò presto. Buon Natale. Tante sono le cose che voglio commentare con lei. Buon Natale amiche e amici. Buon Natale di a Radio lei, a Libertà. tutti gli ascoltatori e a tutti Grazie. i cittadini. Grazie davvero. Buon Natale cari amiche e amici di Radio Libertà, ci risentiremo presto, davvero passatelo bene, passatelo in famiglia e in serenità, in pace e in armonia. A presto! Avete ascoltato Pop Economia. Saldi, saldi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.